Veneto flagellato dal maltempo dopo l'acqua alta eccezionale di lunedì scorso. Il sindaco Brugnaro pronto per andare a Roma ad incontrare i ministri Salvini e Toninelli con la richiesta di risorse per Venezia. E con l'acqua alta record di lunedì, danni per milioni di euro alla Basilica di San Marco. Nostro reportage con i danni ai monumenti, portoni in bronzo, colonne, mosaici e marmi. Completare al più presto il Mose per la salvaguardia di 9 secoli di storia veneziana, la richiesta di uno dei procuratori della Basilica di San Marco. Veneto devastato dall'alluvione, i danni potrebbero ammontare ad 1 miliardo di euro. Il governatore Zaia in sopralluogo nelle zone più colpite, sospendere tasse e mutui. Il Piave sta calando, l'emergenza dal punto di vista viario dal pericolo tracimazione è passata, resta quella delle case e delle attività invase dall'acqua. Il maltempo e le mareggiate si sono mangiati le spiagge del litorale. Il sindaco di Jesolo, spariti 3 chilometri di lungomare, danni per oltre 2 milioni di euro. 100 arazzi per un valore di oltre 50 milioni di euro in mostra a Venezia, da Kandinsky a Botero. Domani l'inaugurazione con Vittorio Sgarbi. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In apertura ancora l'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra regione. A Venezia, dopo l'acqua alta eccezionale di lunedì, il sindaco Luigi Brugnaro è pronto per andare a Roma e per chiedere risorse per la città di Venezia. Sentiamo. Se vogliamo essere sinceri dobbiamo parlare di 2 miliardi, queste sono le cifre che sono in ballo e stiamo parlando della città, cioè stiamo parlando del porto, dell'aeroporto, di tutta l'infrastrutturazione, di tutto quello che possiamo spiegare ai cittadini italiani, fa parte anche del loro interesse. Queste le risorse necessarie per le opere idrauliche per la messa in sicurezza di Venezia, che vede quotidianamente arrivare in centro storico oltre 21.600 presenze, dati dell'annuario del turismo 2017 del Comune. Così il sindaco Brugnaro, dopo i disagi e danni dell'acqua alta eccezionale di lunedì scorso. Vuol dire la messa in sicurezza dei milioni di persone che ci vengono a visitare, che rendono grande il nostro paese. Ecco, su Venezia queste cifre credo siano necessarie e devono essere pianificate in qualche modo. Primo cittadino che torna a ribadire l'importanza del Mose, opera, lo ricordiamo, ancora inattiva in quanto completata solo per il 95%. Per il Mose purtroppo è da capire se vogliamo essere concreti, per cui finire i progetti, sia pur dopo averli visti e rivisti. Io penso che il Mose non siano necessarie cifre del genere. È da vedere se poi invece uno dice no, ma io voglio rivedere tutto dall'inizio alla fine, con sta scusa qua, intanto non metto niente in finanziaria, mi faccio la mia finanziaria, dopo ne viene un'altra. Per Brugnaro, con le dighe mobili sollevate, 156 cm d'acqua di lunedì scorso che hanno coperto 3/4 di Venezia sarebbero rimasti fuori dalla laguna. Cioè la città è come una grande macchina e Venezia è particolarmente complicata, lo sono tutte le città, ma Venezia è particolarmente complicata per la sua natura ovvia, insomma, ma che è anche il bello del mondo. Venezia ce l'ha solo l'Italia, allora l'Italia deve difendere Venezia. Sindaco che annuncia di essere già pronto per partire per la capitale per incontrare i ministri Salvini e Toninelli e discutere dei bisogni di salvaguardia della laguna e dei fondi necessari a ciò. E dopo la grande ondata di maltempo è il momento della conta dei danni che hanno interessato anche il patrimonio storico, artistico, culturale della città di Venezia. In particolare la Basilica di San Marco ha subito danni ingenti. Nel nostro reportage siamo andati a vedere la situazione. Ed ecco oggi come si presenta a Piazza San Marco dopo la marea eccezionale di lunedì scorso. Tutto attorno diverse le pozzanghere attorno alle quali o dentro le quali ci sguazzano i bambini per giocarci e tanti si fanno i famosi selfie. Ma le polemiche restano attorno alla Basilica di San Marco, letteralmente allagata lunedì scorso. Oggi però i tantissimi turisti in coda per vedere le meraviglie della Basilica, contrariamente a lunedì, hanno potuto usufruire delle passerelle con la marea sempre più in crescita. E con l'acqua alta vediamo adesso il livello intorno ai 85-90 cm, vediamo i suoi effetti devastanti e disgreganti, a cominciare dalla colonna letteralmente mangiata nel corso del tempo. E oggi come lunedì l'acqua ha continuato inesorabilmente a far paura salendo dagli scarichi. E come prevista per 90 cm sopra il livello del mare adesso si sta raggiungendo addirittura il metro. Vediamo gli effetti devastanti dell'acqua, come arriva, va ad intaccare i marmi che sono presenti
qui lungo la cordata all'ingresso appunto della Basilica di San Marco. E poi cosa succede? Che l'acqua di salmastre, impregnandosi, va a risalire per effetto dell'umidità lungo i mosaici, addirittura, come vediamo, spaccandoli. E purtroppo i danni ai mosaici non sono stati gli unici rilevanti. Danneggiata anche una parte della cappella Zen del XVI secolo in onore dell'omonimo cardinale qui seppellito. Anche oggi presente il tubo per aspirare l'acqua che lunedì ha letteralmente scavalcato la paratia, con ingenti danni al rosso marmo di Verona, eppure le basi delle già restaurate colonne, oggi al tatto ancora umide, dove vediamo anche gli effetti devastanti dell'acqua salmastra, l'acqua salata che provoca il deterioramento anche dei bronzi. Acqua che dopo aver inondato anche il battistero non ha risparmiato nemmeno la Madonna tanto cara ai veneziani. Siamo alla porta della Madonna di Nicopea, con alle mie spalle l'omonimo altare del 1200, un altare bizantino, ed è qui l'acqua che lunedì ha superato il metro. L'acqua è arrivata, poi si è fermata, considerato che c'è una piccola gobba poco prima dell'altare, e dopodiché è lentamente arretrata. Ed ecco al termine del nostro reportage l'acqua che sembra un lago, in piazza San Marco. Domani previsto un nuovo picco di marea intorno alle 16:30 con un massimo di 110 cm sul medio mare. Completare al più presto il Mose per la salvaguardia di ben 9 secoli di storia veneziana è la richiesta di uno dei procuratori della Basilica di San Marco, alla luce appunto degli danni, degli effetti che avete appena visto. Sentiamo. Con l'acqua alta da record di lunedì scorso, danni per milioni di euro alla Basilica di San Marco. A rivelarlo il delegato ai servizi tecnici della famosissima Chiesa d'Oro, che annuncia come gli ammaloramenti potrebbero essere anche maggiori. La valutazione di questi danni è in corso, non è un disastro, ma non è possibile pensare che questa cosa sia priva di effetto. Ecco, ci sarà anche l'intervento del Ministero dei Beni Culturali? Ma comunque noi siamo sempre in contatto con la sovrintendenza, che è proprio anche nostra vicina di casa, nel senso che è nel palazzo contiguo, nel palazzo ducale, e c'è la sovrintendenza per i beni culturali e paesaggistici e architettonici di Venezia e della Laguna, che è in contatto diretto e che sta facendo con noi in queste ore i sopralluoghi tecnici più particolareggiati per esaminare quello che è successo. 9 secoli di storia che in un sol giorno, con l'ondata di acqua alta, è invecchiata di ben 20 anni. La Basilica comunque è una vecchia signora che dobbiamo cercare di mantenere in salute. E certamente quelle cose che sono successe, l'attacco delle maree non va bene. La Basilica di San Marco, quando fu costruita, il suo pavimento era 3 metri sopra il livello del mare, perché non dobbiamo dimenticare che nell'anno 1000 il livello del mare era circa 1,5 metri o forse di più, 1,70 m più basso dell'attuale. I veneziani non costruirono le cose più preziose sull'acqua. I pavimenti di Venezia, di 1000 anni fa, erano comunque 1,5 metri più alti rispetto al livello medio del mare di adesso. Paradossalmente, a parte qualche infiltrazione, la cripta non ha subito alcun danno. Sopra i 110 cm c'è poco da fare, va interrotto il collegamento tra mare e laguna, altrimenti noi non abbiamo altra possibilità. Questa interruzione del collegamento è quello che il progetto del Mose si propone di fare, e noi auspichiamo, non possiamo solo che auspicare che venga fatto il più presto possibile. E l'eccezionale ondata di maltempo che ha flagellato il Veneto ha provocato i suoi effetti davvero più devastanti, soprattutto nell'area nord della nostra regione, in particolare la montagna bellunese e la fascia pedemontana. Questa mattina sopralluogo con l'elicottero dei Vigili del Fuoco del governatore del Veneto Luca Zaia. Vediamo. La situazione oggi è una situazione assolutamente impegnativa, soprattutto dal sopralluogo che abbiamo fatto, visto e considerato che noi abbiamo l'Agordino che è letteralmente in ginocchio. Sono delle località isolate, località che hanno ovviamente problemi non indifferenti, manca l'energia elettrica, mancano
ogni forma di segnale telefonico, manca ovviamente l'acquedotto perché è stato spazzato via e quindi hanno bisogno di aiuto, adesso ci andrà l'esercito. Danni, quantificazione? Quantificarli è difficile in questo momento, bisogna raccogliere i dati, però la raccolta dei dati deve essere puntuale, però penso che siamo a livelli dell'alluvione del 2010. È fondamentale che si parli di questa devastazione che c'è stata, che è pari a un terremoto, andate a visitare delle località e vedrete. Noi chiediamo al governo sostanzialmente aiuto, presenteremo questo dossier e spero che partano subito quelle misure canoniche delle grandi catastrofi, che sono quelle del procrastinare il pagamento delle tasse o gli adempimenti, diciamo, fiscali, e che sono quelli di aiutare da subito i nostri cittadini. Un appello lo faccio alle banche affinché blocchino il pagamento delle rate del mutuo per gli alluvionati, coloro che hanno avuto questa catastrofe, e magari mettano in piedi dei pacchetti di aiuti che siano veramente pacchetti agevolati, che siano sotto profilo finanziario dei veri e propri aiuti. Dopo la grande paura ieri che abbiamo testimoniato con le nostre lunghe dirette lungo appunto l'asta del Piave, la grande paura fortunatamente è passata, il fiume è calato già da ieri sera e poi in tutta la giornata di oggi. L'emergenza quindi dal punto di vista viario e del pericolo tracimazione fortunatamente è passata, rimane ovviamente quella delle case e delle attività nelle aree golenali che sono state invase dall'acqua. Oggi abbiamo compiuto una nostra ricognizione lungo l'asta del Piave, dall'area del Trevigiano, Ponte della Priula, San Biagio di Callalta sino alla foce, quella che ieri e questa notte ha maggiormente temuto. Vediamo, le immagini sono davvero impressionanti. La gente ha perso tutto, purtroppo ha perso tutto, e adesso stiamo vedendo come poter far sì che le persone possano riaccedere alle loro abitazioni. L'emergenza per la stradale è rientrata a tarda notte. Dopo 15 ore di chiusura, all'1 il ponte di Ponte di Piave è stato riaperto al traffico. L'acqua del fiume, che ieri ha fatto temere il peggio, arrivando a una decina di centimetri dalla tracimazione e costringendo prima la chiusura del ponte ferroviario e poi di quello stradale, sta finalmente calando, ma lo scenario rimane molto complicato. Beh, la situazione è difficile, ci vorranno giorni per poter tornare alla normalità, ma riteniamo che con l'ausilio di tutti di riuscire a farcela. Abbiamo definito inizialmente subito l'apertura di tutte le arterie stradali in modo tale da fare interagire quelle che sono scavatori piuttosto di livelle per poter sistemare gli accessi, quindi le strade. Poi eventualmente metteremo anche ghiaia per poterle rendere accessibili in modo adeguato e in modo particolare coloro che non possono adesso entrare nelle proprie abitazioni vedremo di collocarle in strutture di emergenza. Difficile stabilire una tempistica per il rientro nelle case, le abitazioni andranno rimesse in sicurezza, almeno dal punto di vista degli impianti, luce, gas. A San Biagio, Salgareda, Zenzon, le scuole oggi sono rimaste ancora chiuse. Il dispositivo di soccorso, cioè il raddoppio dei turni, viene mantenuto fino alle 20 di questa sera, abbiamo tenuto vedo. Nel frattempo verifichiamo già le situazioni di cui siamo a conoscenza e di quelle che naturalmente nel frattempo di cui verremo a conoscenza tramite la chiamata dei cittadini. Com'è la situazione, signora? Nera lei. Nera perché è Malta, dentro abbiamo Malta. Peggio degli altri Sì, peggio perché lei è andata su lentamente e è stato tutto proprio come a coia. Molto fango, guarda come quelli qua. Danni? Ingenti, via. Da Fagarè, Sant'Andrea di Barbarana, Ponte di Piave, Salgareda 90, dove ieri sera si è temuto il peggio. Le caditoie buttavano fuori acqua, vuol dire che era proprio al limite, mancavano 30 centimetri perché uscisse completamente. Ci sono state 4 case che sono andate completamente sotto, che avevano fatto evacuare, che hanno avuto dei seri danni, quindi danni abbastanza ingenti, e poi le strutture pubbliche,
che abbiamo in Golena, tipo le panchine, poi lì abbiamo anche un monumento commemorativo che ho visto che ha avuto anche qualche danno. L'acqua è ancora piuttosto alta, l'argine rimane chiuso al traffico, si lavora nelle case e nelle aziende agricole. Dentro, se puoi guardare dentro, lei impaltando dappertutto che bisogna ore e ore se lei in 5-6 devi buttare fuori. Ma oltre a tutto dopo mette sotto tutta la roba sul capannone. Il fiume è placido, man mano che cala lascia intravedere la devastazione. Qui come altrove, verso San Donà, la piena ha fatto paura ieri sera, oggi si sorride, si scherza, si cerca di pulire strade, case, cortili da acqua e fango. Le abitazioni in Golena, ma anche il parco fluviale, il cinema. L'acqua non ha risparmiato nulla, ma anche qui la sensazione è che per pochissimo sarebbe potuta andare molto peggio. E avete visto appunto l'area di San Donà di Piave, la piena poi ovviamente è scesa fino al mare. Sul litorale anche lì i danni sono davvero ingenti, provocati soprattutto dalle mareggiate che hanno completamente eroso le spiagge. A lanciare l'allarme il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia. La mareggiata si è mangiata 3 chilometri di lungomare, letteralmente sparito. I danni sono davvero ingenti, oltre i 2 milioni di euro. Sentiamo l'intervista. I problemi sono due, no? Il primo è ovviamente che quei circa 3 chilometri di spiaggia in realtà non esistono più, e oltre ad essere sparita la sabbia, la spiaggia, è stata rivelta anche la passeggiata che c'è a monte, e quindi quella sarà da ripristinare. Da conteggi approssimativi fatti dagli uffici, però non definitivi, perché stiamo aspettando appunto qualche giorno, sono stati portati via 350.000 e 200.000 metri cubi di sabbia, che tradotti in termini economici sono oltre 2 milioni di euro. Poi il secondo problema riguarda quello che è lo spiaggiato, perché io proprio oggi sono andato a dare un'occhiatina, oggi pomeriggio, e in sostanza continua ad arrivare, e continuerà ancora per qualche giorno, legna, rami, tronchi, un po' di tutto, e quindi sicuramente ci sarà più di qualche centinaio di mila euro di spiaggiato, che tra la raccolta e lo smaltimento sicuramente la cifra ammonterà a qualche centinaio di migliaia di euro, costi che purtroppo andranno a pesare sui cittadini esolani, cosa che io ritengo assolutamente ingiusta, perché non è che lo spiaggiato deriva solo dal nostro comune, ma deriva anche dai comuni che sono lungo il Piave, perché il problema è prevalentemente sul Piave e non sul Sile, e quindi bisognerebbe trovare qualcosa, ma se ne discute ormai da anni, che i costi siano sostenuti o da qualche ente superiore oppure ripartiti tra i vari comuni. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Concludiamo con una pagina dedicata alla cultura e all'arte, perché domani verrà inaugurata con Vittorio Sgarbi a Venezia una mostra dedicata a Kandinsky, da Kandinsky a Botero, il titolo della rassegna 100 arazzi per un valore di oltre 50 milioni di euro, o alcuni dei 100 arazzi per un'esposizione inedita ed originale presentata per la prima volta al mondo in Campo San Maurizio. Appunto il titolo lo dicevamo, da Kandinsky a Botero, manufatti che sono tessuti per ore da abili mani femminili al telaio per decenni. Domani quindi l'inaugurazione con Vittorio Sgarbi di questa rassegna. Io vi ringrazio per essere stati con noi. In chiusura uno sguardo come sempre alle previsioni del tempo, che purtroppo non sono buone. Ovviamente gran parte di questa edizione è stata proprio dedicata al maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sulla nostra regione. Oggi fortunatamente è stata una giornata di tregua, ma per domani sono previste nuove precipitazioni. Vediamo quindi il dettaglio nel nostro meteo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.
Ben ritrovati al meteo. Festività di Ognissanti in compagnia del maltempo, ma vediamo il dettaglio cominciando dal Veneto. Perturbazione atlantica sul nostro paese. Ecco dunque che sulla nostra regione il tempo risulterà molto instabile, con piogge e temporali piuttosto diffusi su tutte le province e localmente anche forti. Attenzione al pericolo di locali nubifragi, specie sui monti. Temperature fresche con minime tra 8 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 13 e 17 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, anche la nostra regione infatti sarà alle prese con un nuovo fronte perturbato che porterà precipitazioni temporalesche un po' su tutti i settori e sarà piuttosto elevato il rischio alluvionale. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 11 e 12 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 14 e i 17 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, la nostra regione continuerà ad essere colpita da un'intensa ondata di maltempo con piogge anche forti un po' su tutto il territorio. Anche in questo caso non saranno da escludere dei fenomeni localmente violenti. Temperature minime tra 6 e 11 gradi. Massime comprese invece tra 12 e 13 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.